Buongiorno e ben trovati al nostro consueto approfondimento, quest'oggi dedicato ai temi della salute. Parleremo di protesi al ginocchio, in particolare della chirurgia robotica e del suo utilizzo. Vi presento subito il mio ospite. In studio con me il dottor Claudio Melchior, direttore di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano. Buongiorno e ben trovato, dottore, grazie di essere tornato a trovarci. Partirei prima di addentrarci nell'argomento di quest'oggi da un dato molto significativo, importante, che è dà pregio e soddisfazione. Nel 2022 il suo reparto è stato nominato tra i migliori d'Italia. È un risultato che premia la professionalità di tutta la sua equipe. Certamente è un risultato lusinghiero, frutto di sacrifici da parte di tutti, di dedizione e abnegazione anche. Siamo riusciti comunque con un buon lavoro di gruppo a raggiungere un risultato di questo tipo, che non è solamente il frutto di un singolo fattore, ma bensì di multipli fattori messi insieme. Poi Agenas, che fa parte del Ministero, comunque ha stilato una classifica dei reparti di ortopedia più virtuosi e noi risultiamo tra i primi 10. Questo è di grande soddisfazione, considerato che è vero che Conegliano Vittorio Veneto è un distretto importante, però rispetto a gruppi come Humanitas, San Donato eccetera, noi siamo piccoli, ecco, però siamo riusciti a fare delle ottime cose e stiamo continuando anche. Ecco, l'ospedale di Conegliano appunto tra i migliori d'Italia, intorno al 9º-10º posto se non sbaglio. Decimo per la precisione. Decimo per la precisione, in lizza con altri ospedali, colossi ben più grandi, se vogliamo. Sì, certo. Gruppi ospedalieri molto importanti di grandi città, ecco. Però si può fare una buona salute anche in posti più piccoli, anche più periferici, perché tutte le organizzazioni sono fatte da persone, questo bisogna ricordarselo sempre. Qui parliamo di organizzazione, però alla base ci sono le persone e le persone fanno la differenza. Certamente, ed è anche un pregio e un lustro poterlo raccontare. Di che cosa ha tenuto conto questa valutazione? Hanno tenuto conto per la parte traumatologica delle fratture di femore nell'anziano, dell'efficienza diciamo, e poi hanno tenuto conto della protesica di ginocchio e di anca, per cui anche lì in base ai rientri a 30 giorni, agli interventi per infezioni e altre cose, adesso è un calcolo un po' complesso, però hanno tenuto conto un po' della traumatologia e un po' della parte di elezione, della parte ortopedica. Premiato anche per il trattamento delle fratture del femore, no? Certo, sì, questo è un tasto che era un po' dolente nel passato, però io ci ho sempre tenuto molto. È stato fatto, ecco, qui ci tengo molto a sottolineare che è stato fatto un lavoro di ospedale, non tanto di reparto, perché un reparto ospedaliero, che può essere l'ortopedia ma anche un altro, è un po' come l'aereo che deve volare. Fondamentalmente ci deve essere tutto un sostegno logistico, no? Perché questo aereo possa volare. Qui è la stessa cosa, senza il supporto di tutto l'ospedale, che va dal pronto soccorso dove il paziente arriva a tutti i reparti che ci aiutano nel preparare il paziente per l'intervento, all'anestesia, poi alla riabilitazione. Tutto questo, questi ottimi risultati non sarebbero stati raggiunti e non sarebbe neanche possibile raggiungere. Per cui, come dicevo prima, è un lavoro di organizzazione che è fatta da persone e da comunità di intenti, per cui bisogna guardarsi negli occhi e dire cosa vogliamo fare, bisogna capirsi e poi intraprendere la strada, ed è possibile, si può fare. E come sempre sono le persone, no? Che fanno la differenza. Certo, sì. Lei è primario direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia a Conegliano dal 2017. Sì. Come ha visto cambiare la sua unità operativa nel corso degli anni? Si fa sempre un po' riferimento al periodo durissimo del Covid, della pandemia, ma le chiedo di farci una fotografia, di raccontarci il suo reparto. Beh, io ho trovato un reparto in buono stato, con una tradizione
Le ricordo anche che all'inizio i reparti erano due, perché c'era Conegliano e Vittorio Veneto e l'ortopedia di Vittorio Veneto, che gradualmente siamo riusciti a fondere tutto in un unico reparto, che comunque sono sempre stati due, diciamo così, due strutture di grande tradizione, no, da questo punto di vista. Abbiamo un po' modernizzato le indicazioni, dinamicizzato, insomma, reso più agevole i percorsi e cercato soprattutto di cercare di soddisfare quegli obiettivi che ci erano stati proposti dall'azienda e dalla regione, insomma, per cui abbiamo fatto questo lavoro che ci ha reso molto più dinamici, più competitivi. Fondamentalmente è un problema di competizione, il mondo cambia e bisogna un po' seguirlo e non si può rimanere ancorati a vecchi standard, a vecchie consuetudini, perché comunque le cose cambiano. Fino agli anni 90 il telefonino non c'era nessuno, no? Adesso praticamente è uno strumento senza il quale neanche l'anziano, noi abbiamo pazienti diciamo anziani che vengono in ospedale perché si fratturano il femore o per fare le protesi, ma anche persone che hanno 90 anni e hanno tutti il telefonino, lo sanno utilizzare, usano il web, insomma, voglio dire, per cui il mondo è cambiato. E allora bisogna capire i cambiamenti, perché capendoli riusciamo ad essere competitivi. Senza essere competitivi non si va molto lontano. Qualche numero del suo reparto, com'è composta la sua equipe e insomma quanti interventi, se riusciamo anche a suddividerli per insomma, tipologie, per interesse? Sì, beh guardi, noi facciamo sempre conto che la struttura dell'ortopedia è Conegliano e Vittorio Veneto, ci tengo a dirlo perché lavoriamo su tutti e due i presidi. Dopo il Covid è un po' cambiato, nel senso che abbiamo un po' concentrato la maggior parte delle attività a Conegliano, pur rimanendo a Vittorio Veneto attività ambulatoriale e anche interventi chirurgici ambulatoriali che ci permettono comunque di riuscire a soddisfare le richieste dell'utenza, perché abbiamo, diciamo così, delle liste piuttosto cospicue e abbiamo parecchio giro. Pensi che noi da 33.000 prestazioni ambulatoriali siamo passati a 57.000 prestazioni ambulatoriali all'anno e questo nel giro di 4-5 anni, insomma. E che significa per voi questo? Vuol dire lavorare molto di più, però organizzandosi bene, sfruttando bene l'orario di servizio, cercando di essere dinamici, di riuscire a incastrarci bene, insomma, non le nascondo che non è facile, però si può fare. Anche per esempio durante il Covid tante prestazioni che non si potevano eseguire perché erano prestazioni, diciamo così, differibili, no? Perché per via della pandemia, insomma, non si poteva far venire tanta gente in ospedale. Però tutte queste richieste che avevamo le ho setacciate tutte guardando quelle che realmente invece potevano nascondere diciamo una piccola priorità, per cui magari nel giro di 20, 30, 10 giorni abbiamo continuato a fare anche un'attività ambulatoriale che poi si è rivelata anche utile perché abbiamo risolto dei problemi ai pazienti e poi ci siamo trovati nel post-Covid senza avere una marea di richieste che erano lì non ancora valutate, per cui insomma è vero che bisogna essere sempre un pochino attenti, ecco, cioè non pensare che ho fatto e non è vero, perché la sorpresa arriva sempre, per cui è meglio essere sempre previdenti. Un impegno costante e quotidiano, insomma. Certo, sì, questo sì, sì. Allora, addentriamoci nell'argomento di quest'oggi e diamo anche il via alle telefonate. Come sempre siamo in diretta, avete la possibilità da casa di telefonarci e di fare una domanda al dottor Merchior e chiedere insomma una curiosità. Mi piace sempre partire da un piccolo ripasso di anatomia perché molto spesso insomma, non ci ricordiamo, ci dimentichiamo come è fatto il nostro corpo e quindi come sono fatte le nostre ginocchia, che cosa ci servono, che funzioni svolgono, dottore? L'articolazione del ginocchio è un'articolazione che a noi può sembrare apparentemente semplice, in realtà
è molto complessa perché per farci camminare, correre, saltare, insomma tutte le attività quotidiane più disparate hanno necessità di una grande stabilità. Di una grande stabilità articolare. Ovviamente le articolazioni si usurano, si consumano, diciamo, dovute a tantissimi fattori, tra cui anche fattori ereditari, genetici, diciamo, no? Familiarità, post-traumatici, e questo porta a una progressiva disabilità, cioè difficoltà deambulatoria, che nella società moderna evoluta non è più accettata, cioè nelle società moderne occidentali la riduzione della funzione articolare non è più accettata supinamente come accadeva nel passato. Questo ha portato lo sviluppo di tecnologie, di impianti, di protesi che hanno vicariato, che hanno sostituito le articolazioni. E hanno permesso a tantissime persone ovviamente di riacquistare una vita normale, più dignitosa, maggiormente autonoma. La medicina ha fatto dei passi enormi, l'età media negli anni 70 era 62-63 anni, adesso siamo a 80 per i maschi e 83 per le donne, credo, ma insomma con minime differenze. Ecco. Ma è tantissimo e si vive anche bene, diciamo, no? Anche se rispetto ai paesi scandinavi, in cui l'età media è un po' più bassa, loro negli ultimi 10 anni hanno una qualità di vita migliore della nostra, dell'Italia parlo. Sono sicuramente due cose di cui tener conto. Sì, ma siamo a due latitudini diverse, siamo paesi completamente diversi, con sistemi completamente diversi, però voglio dire che adesso le persone vivono molto più a lungo grazie all'ambiente dove viviamo, le case, il riscaldamento durante l'inverno, al fatto che abbiamo tutte le comodità, un'alimentazione che insomma è completa, è sana, cioè non manca niente, ecco, voglio dire, non è che la gente è denutrita, chi è magro, chi si tiene, chi non vuole, insomma, perché c'è di tutto, però l'alimentazione è importante. E poi la medicina, i farmaci, le terapie, la prevenzione, che ci dimentichiamo spesso, ma la prevenzione che c'è adesso per determinate patologie che una volta erano mortali, è una cosa che a me io parlarne mi emoziono perché mi commuove veramente, sapere gli sforzi che vengono fatti, l'impegno che viene quotidianamente messo in campo per evitare che la gente si ammali di malattie che insomma una volta invece purtroppo non lasciavano scampo. C'è più attenzione forse oggi, più sensibilità anche da questo punto di vista? No, tantissima, molto. Che è sicuramente un bene. E devo dire che la sanità pubblica ha fatto tanto, tantissimo. Io ho sempre lavorato nella sanità pubblica, ci credo, ci ho sempre creduto e penso che sia, diciamo così, la soluzione migliore. Quello lo dico anche da utente un giorno, cioè, perché dà la possibilità a ogni cittadino di essere curato adeguatamente. Tornando al nostro ginocchio, è l'articolazione più grande del nostro corpo. Come è fatto proprio fisicamente? Beh, in parole molto semplici, è il punto di contatto, diciamo, del femore distale e della tibia prossimale, no? E non è, diciamo così, da descrivere, è abbastanza semplice, perché c'è il femore e la tibia che si articolano, e poi la rotula che a sua volta si articola col femore, ma la rotula è un osso detto sesamoide, cioè perché sta nel contesto di un tendine, perché scorre proprio sopra il femore e serve a permettere la flessa estensione del ginocchio, cioè il movimento di flessione e di estensione, che è un movimento indispensabile per la deambulazione, insomma, per salire e scendere le scale, per fare tutto quello che noi facciamo. Poi ovviamente ci sono diversi legamenti che lo stabilizzano, i menischi, insomma, poi il discorso si fa un po' più complicato, però in linea di massima è un'articolazione vista così anche semplice. In realtà poi ci pone molti problemi quando dobbiamo trattarla chirurgicamente. Ecco.
Molti se lo ricordano per il crociato, il menisco forse lesionato o rotto nel corso della propria vita, insomma anche molto doloroso. Qual è invece il ruolo della cartilagine per questa articolazione? La cartilagine articolare, che c'è in tutte le articolazioni, è il punto di contatto dell'articolazione. Cioè le due ossa, diciamo in termini semplici, si appoggiano e scivolano l'una sull'altra grazie alla cartilagine articolare, che è una superficie più liscia che esiste in natura. È una struttura a sé stante, non è osso, no, ovviamente, è una parte più morbida. È nutrita sia dal liquido sinoviale che sta nell'articolazione, che ce n'è sempre un po' di liquido sinoviale, quello che noi aspiriamo quando il ginocchio si gonfia molto, eccetera, ma perché lì c'è uno squilibrio tra la produzione e il riassorbimento e allora bisogna svuotarlo. E poi dal sangue che gli arriva dall'osso, diciamo. È una struttura di rivestimento delle superfici articolari, per cui non c'è osso su osso che si articola. Questo accade quando la cartilagine invecchia, si usura, degenera e allora l'osso si scopre e allora va a contatto, proprio osso contro osso e abbiamo proprio l'usura marcata che è dolorosa e che porta poi il paziente a farsi curare. Cioè si viene a creare un attrito tra le ossa. Perfetto. E quindi crea dolore. È proprio un attrito, si viene a creare proprio un attrito. Com'è vascolarizzato il ginocchio? Beh, viene vascolarizzato dalle arterie che provengono dall'arteria femorale fondamentalmente, che si dirama, poi continua con l'arteria poplite e si dirama, cioè è un intreccio di arterie e di vene, no? Per cui sì, è una vascolarizzazione molto capillare e per fortuna che è così, perché altrimenti quando noi lo operiamo, se non fosse un gomitolo di vasi, diciamo così, che si raggiungono gli uni con gli altri, rischieremo di fare anche dei danni. Invece grazie alla natura ci permette di poter anche tagliare, diciamo così, senza creare dei danni vascolari, proprio perché a meno che uno accidentalmente non si rompa un tronco grosso, però solitamente non è così. La vascolarizzazione è molto importante perché tutta la vascolarizzazione, tutto il sangue che arriva alle cartilagini è un apporto molto importante. Quali sono le tipologie di infortunio e le patologie anche che possono riguardare il ginocchio? Beh, allora, qui è un discorso ampissimo, però diciamo che il ginocchio può essere colpito da patologie degenerative, di cui poi parleremo un po' più nel dettaglio, e poi le patologie traumatiche, che a loro volta possono portare a degenerazione. Tra le patologie traumatiche ci sono sia le fratture del femore distale, della rotula o della tibia prossimale, cioè di quella parte vicina al ginocchio, oppure le lesioni legamentose che a loro volta, come la lesione del crociato, possono portare a instabilità e l'instabilità è mal sopportata, l'articolazione non la sopporta molto bene perché comunque produce delle forze di taglio che tendono a slaminare la cartilagine, per cui nel tempo la rovinano. Per cui anche la lesione del crociato è una lesione che, dove è possibile, è bene ricostruirla, perché ricostruire il legamento perché dà più stabilità. Anche per la vita normale, non è che serve farlo solo lo sportivo, anche se uno deve andare a lavorare, camminare, deve muoversi, va a farsi la passeggiata in montagna o quello che è, comunque un ginocchio stabile dà una maggior sicurezza e soprattutto non si rovina. Apriamo e chiudiamo una piccola parentesi, è un intervento oggi semplice questo del crociato? È un intervento che si fa in artroscopia, per cui non ci sono ferite, non si apre il ginocchio come era nel passato, prima degli anni '80. Per cui allora, è un intervento delicato, un intervento abbastanza veloce che permette un recupero piuttosto rapido, anche se bisogna precisare per l'attività sportiva intensa, diciamo così, è preferibile attendere almeno 8 mesi, un anno. Prima di tornare sì, all'attività consueta. I tempi si sono un po' allungati perché si sono viste rotture di crociati ricostruiti proprio perché si è ripreso troppo presto.
E può rompersi più volte? Rompere, sì, perché il legamento deve integrarsi bene, deve rivascolarizzarsi, insomma ci vogliono mesi, perché allora lui diventa tonico, stabile, perché deve reintegrarsi, non è la sua, cioè lui non era lì, quello lo mettiamo noi, cioè, non è che deve riequilibrarsi fondamentalmente, come tutte le cose, insomma. Ecco, prima di parlare abbiamo parlato di traumi e quindi di infortuni, ma anche di patologie degenerative, poi le andiamo a trattare. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? L'abbiamo persa, allora vediamo di recuperarla. Nel frattempo appunto le chiedo le patologie degenerative, no? Che possono intaccare il ginocchio, questa articolazione. Le patologie degenerative da usura, diciamo, possono essere dovute a vari fattori, tra cui fattori vascolari, meccanici, ereditari, genetici, che comunque comportano delle alterazioni della cartilagine da consumo, ecco, per dirla molto semplicemente, e con deviazioni assiali anche, cioè nel senso che il ginocchio tende un po' a storgersi, ecco, per dirla in parole molto semplici, che nel tempo portano dei sovraccarichi, cioè come se io avessi un'automobile che ha più peso a destra e col tempo da quella parte si consumano di più le gomme, si consumano di più gli organismi rotanti, eccetera. E il ginocchio è uguale, perché noi ci camminiamo sopra, tutto il peso passa lì, ogni passo, negli anni si usura. Chiaramente è molto sollecitato. Vediamo se abbiamo la telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, mi chiamo Simone da Treviso. Buongiorno Simone, prego. Volevo fare una domanda cortesemente al dottor Melchior. Io tempo fa ho avuto un dolore al ginocchio e col medico di base mi ha mandato dallo specialista, il quale mi ha fatto fare una risonanza e hanno trovato che la diagnosi era una sinovite. Ha provato a dare delle infiltrazioni e del Condral. E mi è tutto passato, però facendo le scale in salita non mi fa dolore, in discesa invece mi fa un po' di dolore. Ascolto la risposta per televisione, grazie cortesemente. Grazie per la sua telefonata. Intanto, se ho capito bene, una sinovite ci aiuta a capire un po' meglio? La sinovite è un termine un po' generico, è un'infiammazione sinoviale, cioè della capsula interna dell'articolazione. Tutte le articolazioni hanno la sinovia, che è la parte interna dell'articolazione, per cui l'infiammazione della sinovia viene chiamata sinovite. È un termine un po' generico. Comunque è un'infiammazione, insomma. Sì, è una sindrome infiammatoria proprio. Molto genericamente. Sì, però diciamo il fatto che abbia questo disturbo nella discesa è tipico dell'instabilità legamentosa o da instabilità da lesione di menisco, che potrebbe anche starci, perché la risonanza magnetica è un bellissimo esame, però è un esame statico, non è dinamico. Infatti adesso si sta iniziando a fare la dinamica, perché si è visto che facendo la dinamica si riescono a vedere bene, nel ginocchio in particolare, si riescono a vedere bene le rotture legamentose. La facciamo dappertutto statica, però pian piano verrà eseguita in modo dinamico, cioè facendo muovere il paziente, facendo muovere proprio il ginocchio. Perché la risonanza magnetica, tutti insomma sappiamo che bisogna stare assolutamente immobili. Sì, è un esame statico infatti, però la tensione legamentosa, perché da flesso esteso la tensione del legamento crociato cambia, come cambiano anche le posizioni dei menischi, per cui se noi fai un esame statico sembra tutto perfetto. In parole semplicissime, a lei cade un piatto, si rompe, lei lo mette tutto vicino, lo mette sul tavolo e sembra perfetto. In realtà il piatto... Ma così non è. No, il piatto è rotto, cioè uno dice è perfetto, ma non lo può vendere quel piatto, non lo prende nessuno. Il consiglio al telespettatore che ha questo problema quando insomma cammina in discesa? Bisognerebbe valutarlo, perché potrebbe avere un'instabilità, perché il legamento crociato può rompersi in due modi: in acuto, e allora uno se lo ricorda molto bene perché c'è un trauma distorsivo importante, che non necessariamente sportivo, può essere anche uno scivola per le scale, insomma si inciampa, ecco. Oppure cronicamente, nel senso che ci possono essere dei piccoli stiramenti nel tempo e il legamento è come una corda.
per cui le corde un po' alla volta si sfiancano e poi cede lentamente e si accascia. Nella risonanza ci appare la continuità del legamento, perché c'è la sinovia che lo riveste, che è come un guanto, e quella è continua, però lui in realtà si è staccato. Le dico che abbiamo pazienti che noi trattiamo per lesione di menisco in artroscopia e troviamo invece che c'è un crociato rotto. Ma sono frequenti, non è una cosa così rara, perché è piuttosto difficile solo da un punto di vista strumentale riuscire a fare diagnosi, e anche clinicamente non è proprio così facile, no? Perché il paziente non ricorda di aver avuto un evento acuto, però magari ha avuto delle piccole distorsioni, delle piccole cose, e con il tempo ci hanno portato a una rottura completa, cronica però. Il paziente non si accorge col tempo poi. Il consiglio in questo caso insomma di non tralasciare, ma di insomma, no, certo, magari fare un approfondimento. Perché se ha un'instabilità scendendo, che è tipica proprio della lesione del crociato anteriore o del menisco, allora sì, è meglio approfondire. Sì, certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Sono Sergio. Buongiorno Sergio, prego. Allora, io sono stato operato di protesi del ginocchio completa in aprile, primi di aprile. Da allora la protesi, praticamente l'intervento è riuscitissimo perché da controlli radiografici è a posto, però mi è successo che mi è venuta fuori una sindrome, inizialmente hanno detto che è una sindrome neurologica, è un dolore che parte dalla coscia e mi va fino al piede con delle fitte lancinanti, dolori atroci, e sono praticamente quasi 6 mesi che sto facendo la fisioterapia, piscina, l'ETECA, come si chiama, la laser, però devo prendere continuamente calmanti, antidolorifici. Faccio fatica, adesso comincio a stare qualcosina meglio, però sempre dolore. Da cosa può essere dovuto questo dolore alla gamba? Grazie Sergio per la sua domanda. Dottore, prego. Beh, Dio, è difficile così adesso, una sindrome neurologica, potrebbe avere una sindrome sciatalgica anche, perché dice che l'intervento che ha fatto è andato molto bene, è riuscito. Per cui da quel punto di vista lì, dal punto di vista ortopedico diciamo è a posto. Poi adesso se ha un dolore di questo tipo è un po' difficoltoso rispondere, perché potrebbe anche venire dall'alto, dalla schiena per esempio. Sì, mancano un po' di informazioni. Ecco, adesso è normale dopo 4-5 mesi non aver appunto ancora superato la parte dolorosa dell'intervento di protesi? Ma non credo, ma riguardo a questo paziente, ma io da quello che dice non mi pare sia legato all'intervento. Allora l'intervento di protesizzazione del ginocchio è un intervento molto invasivo, sì. Non è proprio, sì, è un intervento importante, insomma, diciamo, perché bisogna dirla la cosa, sì, non è una cosa di dire facciamo questa protesi come dire facciamo una roba più piccolina, non è così, è un intervento importante che il paziente deve essere motivato, e la motivazione principale è il dolore e la riduzione della sua funzione, della sua autonomia fondamentalmente, è una limitazione della funzione. Il paziente è motivato, solitamente è quello che va molto meglio di tutti, perché è convinto e vuole migliorare la sua situazione. È un intervento anche un po' doloroso nel post-operatorio, però con la terapia farmacologica viene dominato bene il dolore. Ecco. Di solito il primo o secondo giorno, perché poi noi dal secondo giorno li facciamo già mobilizzare i pazienti, li facciamo già muovere, iniziare diciamo, una riabilitazione inizialmente a letto, ma poi li facciamo alzare in piedi e camminare, perché quello è che devono fare. Per esempio, chi è il classico paziente che viene sottoposto a protesi del ginocchio e appunto quando si decide di effettuare un intervento di questo tipo che ha anche un certo grado di invasività? È cambiata un po'
diciamo così, non è più così omogeneo. Una volta, diciamo, fino a 20 anni fa, 25 anni fa, diciamo, fino alla fine degli anni 90, era il paziente anziano, solitamente oltre gli 80 anni, ecco, che aveva queste ginocchia addoloranti, camminava male da tempo e poi insomma si faceva vedere e veniva trattato. Adesso la patologia degenerativa, esiste anche una patologia, forse l'avevo accennato prima, post-traumatica, nel senso postumi di fratture articolari, che comunque le fratture articolari lasciano sempre dei reliquati. E con il tempo l'articolazione degenera, per cui sono pazienti anche più giovani. Rispetto a una volta che si diceva bisogna aspettare una certa età, adesso no, il paziente ha bisogno di una qualità di vita subito, per cui, perché lavora, perché è impegnato, perché ha una vita sua e vuole stare bene. Per cui farlo soffrire 10 anni con un ginocchio che non cammina, per operarlo fra 10 anni, che non sappiamo neanche se ci siamo fra 10 anni, per cui uno dice io adesso sto male, vorrei star bene subito. Se c'è l'indicazione è radiografica, perché si vede lo stato dell'articolazione su una semplice radiografia in un'artrosi conclamata. E poi c'è la sintomatologia, dolore, limitazione funzionale, il dolore soprattutto, e allora c'è l'indicazione. Ovviamente poi il paziente deve essere anche convinto di farlo, perché allora non è un intervento salvavita nell'immediato, che non è che uno muore se non si fa la protesi. A lungo andare però cammina sempre meno, si muove sempre meno, insomma lo stato di salute non è che migliora. Noi siamo fatti per muoverci, non per stare fermi. Anche insomma per valorizzare, diciamo così, una qualità di vita che possa essere anche migliore per il paziente. Certo. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità. Subito dopo, davvero qualche minuto, torneremo a parlare di chirurgia robotica e quindi come viene fatta attraverso l'utilizzo del robot la protesi al ginocchio. Il dottor Melchior ci ha portato anche un esempio di protesi che viene messa nel ginocchio. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, torniamo insieme a parlare di chirurgia robotica nell'utilizzo appunto del robot e nella protesi al ginocchio. Insieme con me c'è il dottor Claudio Melchior, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Eccoci, ci ha portato una protesi, sono molto curiosa di capire come è fatta e quanti tipi di protesi insomma esistono. Poco fa fuori onda l'ho presa in mano e devo dire che ha anche un certo peso. No, certo. Beh, questo è un modello un po' vecchio, diciamo, però anche le protesi più recenti, di recente progettazione e costruzione, hanno la stessa tipologia. C'è una parte femorale, che è questa che ho in mano, che si chiama scudo, che poi quando lo vediamo sulle radiografie ci sembra molto grande perché è vista così da davanti, poi se la vediamo di lato in realtà è abbastanza sottile e rispetta un po' la conformazione del femore distale, insomma. Poi c'è una parte che va nella tibia, che è un piatto con una chiglia, come potete vedere, quella che ho in mano, ecco questa, sulla quale poi viene inserito uno spessore in polietilene, che è una plastica particolare, che ecco, può essere così, che può essere o fissa o anche ruotante, può ruotare. Diciamo il piatto ruotante seguirebbe un po' la filosofia, l'anatomia, la fisiologia dei menischi, però non è indispensabile perché un po' di rotazione la tibia ce l'ha lo stesso. Assemblati loro, ecco, questo è un ginocchio protesico, alla fine questo è una protesi di non recente, diciamo, progettazione e costruzione, però le protesi più moderne cambiano un po' nel raggio di curvatura, nel solco rotuleo, questo che è qui sopra, dove metto il dito, qui scorre la rotula, per cui la rotula ha peraltro, ecco, un piccolo accenno,
ci sono due filosofie diverse. Per esempio gli americani protesizzano anche la rotula, sempre. Loro lo fanno un po' per questioni assicurative. Quindi la sostituiscono sostanzialmente? Sì, tagliano una fettina della rotula e ci mettono un bottone di polietilene, che è una protesi di rotula, cementandola. In Europa invece non è così, diciamo che vengono protesizzate le rotule, se la rotula è bella la lasciamo, la lavoriamo un po' ma la lasciamo così. Perché si è visto che funziona bene comunque. Poi la rotula protesizzata viene assottigliata e il rischio è che si possa anche rompere. Per cui insomma quando è possibile si preferisce evitare, ecco, di protesizzarla. Di che materiale è fatta, dottore? La protesi sì, ecco, le parti metalliche sono in titanio e la parte plastica, che c'è sempre il terzo pezzo, è in polietilene. Che durata può avere una protesi di questo genere? Allora, le protesi moderne, e poi ci sono protesi cementate e non cementate, con un'altra piccola cosa, che è molto importante. Cioè, le cementate viene messo del cemento, che è quello che usano i dentisti fondamentalmente, e quelle non cementate invece sono protesi in cui l'osso integra la protesi, per cui queste vengono piantate, diciamo così, a pressione e lentamente l'osso le integra, perché il titanio è molto osteocompatibile. E sono le protesi anche che hanno una durata maggiore. Qualche anno? No, beh, anche 20 anni. La protesi allora, le protesi moderne, diciamo così, messe bene, fatta una buona riabilitazione e il paziente poi la continua anche da solo a fare gli esercizi, durano anche 20, anche più di anni. Sì, sono protesi che hanno una durata molto molto lunga, perché le protesi più moderne hanno anche diciamo così, un disegno che ripercorre molto l'anatomia e la fisiologia naturale. Più anatomica. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono io in linea con voi. Buongiorno, con chi parliamo? Allora, il mio nome è Stagnoli Livio. Buongiorno, prego Livio. Allora, io volevo chiedere al professore che io sono stato operato a tutte e due le ginocchia e praticamente una con robot a Brescia, Sant'Anna, mi ha operato il professor Bonaspetti, primario di ortopedia a Sant'Anna di Brescia, e la seconda l'ho fatta quasi 2 mesi fa qui a Chioggia. Io abito a Chioggia attualmente e sempre mi ha operato in ortopedia il primario qui di Chioggia e niente. L'unica cosa che volevo chiedere al professore, se è normale che dopo 2 mesi, forse anche magari per il caldo, il ginocchio durante il giorno mi si gonfia e anche tutta la gamba fino al piede. Volevo sapere se era normale questo. Ecco, rivolgiamo questa curiosità. Grazie per la sua telefonata, signor Livio. Prego, dottore. Chiaramente senza conoscere un po' tutta la situazione nel dettaglio, ma l'indicazione di massima. No, perché si gonfi, dipende anche quanto, insomma, ecco, un pochino può essere, se si gonfia molto forse è meglio farsi vedere, perché potrebbe anche essere un problema venoso, per esempio, non del ginocchio, perché da quello che ho capito la protesi, l'intervento è andato bene, perché mi sembra che non abbia disturbi, dolore o altro, però il fatto che tende a gonfiarsi così forse potrebbe essere dovuto non alla protesi, all'impianto della protesi, magari a un problema venoso. Quindi insomma da tenere monitorato. Sì, ecco, direi di sì, perché comunque la chirurgia ortopedica maggiore presenta anche dei rischi di complicanze venose, tipo le flebiti, insomma anche a distanza, ecco, per cui sì, da quel punto di vista lì forse è meglio... Certo. Sì. Meglio indagare un attimo, ecco. Abbiamo detto insomma che l'intervento di protesi completa al ginocchio è anche molto invasivo, ma le ricerche nel campo della tecnologia hanno messo a disposizione di ortopedici e anche dei pazienti delle tecniche innovative per l'esecuzione di questi interventi e si tratta appunto per esempio della tecnica robotica. Ci parla insomma di questa tecnica, come si utilizza, che risvolti ha, quanto è importante per il paziente ma anche per voi medici?
la protesica di ginocchio è una tecnica molto basata sulla precisione. Tutta la chirurgia, diciamo, però non è che il resto viene fatto in maniera così superficiale, però nel ginocchio si è visto che a volte anche 1 millimetro di differenza nei tagli dell'osso possono, diciamo così, portare qualche problema. Per cui la tecnologia e la ricerca hanno sviluppato protesi sempre più performanti, più anatomiche possibile, più anche fisiologiche possibile. E questo proprio per dare un'anatomia, soprattutto un movimento, il più fedele a quello naturale. Però tutto si è sempre basato sull'esperienza del chirurgo, nel senso che più chirurghi, anche molto bravi, che conoscono bene la problematica, che fanno molti interventi di protesizzazione del ginocchio, pur tutti avendo le stesse informazioni, perché viene pianificato l'intervento prima, no? Sulle radiografie viene fatto un planning preoperatorio, pur avendo tutte le informazioni, facendo la pianificazione e tutto, però alla fine i tagli, perché vengono tagliate delle fette di osso, no? Che viene asportato, perché dobbiamo mettere la protesi noi ovviamente, però i tagli, i tagli vengono fatti a mano. E tutto dipende dalla precisione dell'operatore, ma operatori diversi hanno tutti una manualità diversa. La chirurgia robotica permette di avere le informazioni e la pianificazione preoperatoria, però avendo una guida per i tagli che è precisissima, per cui l'intervento chirurgico fatto con la chirurgia robotica, cioè non è che senza robot vadano male, assolutamente, però col braccio robotico la chirurgia è di maggior precisione, è più riproducibile e anche più confrontabile anche tra chirurghi diversi, perché viene eseguita proprio nello stesso modo, non c'è verso una minima angolazione della lama che possa tagliare quel mezzo millimetro, perché guardi che nel ginocchio, adesso noi parliamo di cose minime, mezzo millimetro, ma mezzo millimetro può creare dei problemi di equilibrio, del bilanciamento proprio dell'articolazione, perché è un'articolazione che perdona pochissimo. Quindi è il robot più preciso, potremmo dire così, ma è anche un intervento meno invasivo rispetto a quello tradizionale? Porta maggior risparmio di osso, minori perdite ematiche e anche minor dolore post-operatorio, il che significa alla lunga protesi più funzionali, maggiormente durature nel tempo, maggior soddisfazione del paziente. Ecco, per il paziente vorrei capire quali sono i vantaggi. Abbiamo detto un decorso post-operatorio meno doloroso. Nelle statistiche il decorso è meno doloroso e è più breve anche, ma soprattutto maggior soddisfazione. Pensi che nella chirurgia protesica dell'anca a 5 anni dall'intervento, statistiche mondiali queste, non qua venete o italiane, statistiche mondiali, il 99% dei pazienti sono soddisfatti. A 10 anni il 97,5% dei pazienti sono soddisfatti. Nel ginocchio a 5 anni l'80% dei pazienti sono soddisfatti. Che allora, visto da un occhio non dell'ambiente, uno può dire, beh, sono tanti. No, invece no, per noi medici l'80% sono pochi. Per cui vuol dire che un 20% dei pazienti, nonostante cammini e tutto, però non è soddisfatto, non lo sente suo il ginocchio operato non lo sente suo. Questo perché è dovuto al fatto che abbiamo necessità ancora di conoscerlo meglio e soprattutto di avere una precisione maggiore. La chirurgia robotica ci può aiutare in questo. E sta davvero rivoluzionando il modo in cui voi chirurghi eseguite le procedure. Un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sono Aldo Campara. Buongiorno Aldo, prego. Buongiorno, allora io ho per 5-6 mesi problema al ginocchio sinistro. Sono stato da vari chirurghi, da vari medici e diciamo, ho una risonanza magnetica in mano che dice degenerazione e fissurazione di entrambi i menischi, osteocondromalaccia,
del condilo femorale esterno, versamento intraarticolare e distensione della borsa dei muscoli gastrocnemio. Scusatemi se non leggo bene. No, la capiamo benissimo. Esito del paziente, lesione del legamento crociato anteriore. Mi è stato consigliato, oltre, primi mi hanno detto subito facciamo il trapianto, facciamo subito l'intervento totale, poi mi sono informato un po' e un paio di ortopedici mi avrebbero consigliato di fare il lipogen. Lei cosa me ne dice? Grazie per la sua telefonata. Possiamo chiederle l'età? Io ho 74 anni. 74 anni. Grazie per la sua telefonata intanto. Prego, dottore, il consiglio da dare qual è? Beh, prima dell'intervento ovviamente si può anche provare a curare questo. Adesso bisognerebbe vedere la documentazione radiografica, e ho fatto anche la risonanza, ho sentito che presenta già un quadro di degenerazione artrosica. Adesso sì, ci sono tanti, facciamo anche noi i trattamenti con i fattori di crescita per esempio, però insomma i benefici sono un po' limitati sì dal quadro locale ma anche un po' dall'età e da diversi fattori. Però dico che prima di fare l'intervento, se il paziente non è convinto e c'è un margine, diciamo così, di possibilità di cura, è giusto provare anche con la cura. Magari, ecco, io direi che di non confondere le cose, nel senso che a quest'età e per un determinato tipo di patologia, che immagino da quello che ha descritto, però non ho la certezza assoluta, non avendo la documentazione qui, di non essere così, illudersi di avere una rigenerazione tissutale, qualcosa di questo tipo. Questi fattori di crescita a volte hanno un'azione antinfiammatoria, per cui migliorano temporaneamente la situazione, però quello che è usurato, quello che è rovinato, non è che lo ripariamo. Questa è l'indicazione insomma per il nostro telespettatore. Tornando alla chirurgia robotica, posto che il robot non si sostituisce al chirurgo e alla sua sensibilità, le chiedo, appunto, abbiamo detto che il post-operatorio, il decorso è meno doloroso. Che riabilitazione c'è da fare? Qual è l'iter che si segue? La riabilitazione è un fattore fondamentale. Senza la riabilitazione è una chirurgia che non porterebbe a grandi risultati. Infatti, per esempio, da noi a Conegliano diamo molta importanza a questo fatto qui, perché il paziente che viene per fare l'intervento di protesi al ginocchio, poi viene subito, il giorno dopo viene visitato dal fisiatra, poi inizia la riabilitazione a letto con uno strumento che si chiama Kinetec, che mobilizza il ginocchio, e successivamente, il giorno dopo ancora, i fisioterapisti si fanno carico e cominciano a fargli la mobilizzazione, metterlo seduto, in piedi, insomma farlo camminare. E poi i pazienti noi che fanno la protesica di ginocchio, perché è un po' delicata, nel senso che il paziente che fa un intervento di questo tipo ha bisogno di un periodo riabilitativo un po' più intenso, un po' più lungo rispetto all'anca per esempio. No? L'anca tutto sommato recuperano rapidamente, per cui li trasferiamo in riabilitazione sempre da interni, sì, poi è un'offerta, dopo se il paziente preferisce andare a casa e venire ambulatoriamente è una scelta sua, però noi così lo teniamo d'occhio, insomma. In quanto tempo il paziente torna a camminare, insomma, con una certa sicurezza e stabilità? Beh, allora camminare già dopo pochi giorni cammina con il girello, con le stampelle, poi diciamo per avere una camminata fluida e libera ci vuole 1 mese e mezzo, insomma 2, però insomma cammina, ecco. Sono pazienti che a distanza di 3-4 mesi sono tornati al lavoro, fanno quelli più giovani in età lavorativa, che fanno tutte le loro attività. C'è anche chi esagera, che va a sciare, per dire, insomma, che non posso dire che possa farlo, perché la protesi è fatta per camminare senza dolore. Però giustamente uno vuole una qualità di vita migliore. Vuole tornare insomma a fare c'è chi va a sciare, attività. chi va in montagna, chi va in barca, chi fa surf, fa di tutto insomma.
Ecco, allora siamo quasi in chiusura, dedicherei insomma gli ultimi 2 minuti per parlare di prevenzione, un aspetto fondamentale, quindi spesso siamo attenti all'alimentazione, al non fumare, a fare l'attività fisica, quindi le chiedo come poter mantenere il più possibile in salute le nostre articolazioni e in questo caso, visto che è il tema di oggi, le nostre ginocchia. Lei ha già detto alcune cose, l'attività fisica, per cui io dico sempre, sono un po' noioso, però un po' di 10 minuti di ginnastica al giorno in casa, 4 movimenti di stretching, di allungamento, insomma, fanno bene. Poi camminare, questo fa bene alla salute, ci tiene più in forma. E dopo ci sono anche dei rimedi, così diciamo, dei farmaci, che sono degli integratori, che comunque non è che fanno miracoli, ma ci aiutano un po' a migliorare. Non è che fermano la degenerazione articolare, la ritardano, ma ritardano soprattutto il sintomo dolore, perché è quello che ci fa andare dal medico, è quello che ci suona il campanello d'allarme e ci possono aiutare. Poi abbiamo anche la possibilità degli acidi ialuronici, che quelli di ultima generazione funzionano molto bene perché hanno un'alta resistenza alla compressione, per cui ci danno delle articolazioni un po' più fluide e si possono anche fare un'iniezione all'anno, nei casi diciamo non drastici, non proprio da dire questo non è che sì, è da operare e basta, ecco. Nei casi insomma che c'è ancora un margine di cura, funzionano bene, perché l'intervento non è una scelta del chirurgo, è una proposta del chirurgo ed è una scelta del paziente. Quindi un po' di attività fisica e magari qualche supporto. Grazie certo. Dottore, grazie al dottor Claudio Melchior, direttore di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Grazie per la sua chiarezza, grazie a voi di averci seguito, ad Antonio Esposito e Alessandro Granzieri in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.